Su compito mio è grave, che mi roccarà in molte questa concretezza dei suoi de sus indico e senza recursos de Carlo e de Marco, a si portare d'ora in su mondo dei ideas. Però mi do una piccola vacanza e tu in italiano, se mi permettessi. Ma voglio donare a questa relata mia un titolo strano. Pocos, locos y malunidos. Per esempio già, hanno punti secoli, se così si intende. Ci alluvonni, tra parentesi, uno sottotitolo, ovvero come raccontarsi in positivo e trasformare le traversie in opportunità. Potrei parlare qui visto che si è fatto cenno alla lingua sarda, però ne parlerà l'amico Mario, potrei raccontare di come la lingua, che per me non è una vergogna, anzi, a me dà lavoro, ecco, a proposito di cultura e lavoro, mi dà lavoro, ma non voglio, ecco, ridurmi al mio orticello, voglio in questo intervento riportarvi appunto nel mondo delle idee più generali, la cultura quindi. La concezione antropologica moderna presenta la cultura come un insieme complesso che include il sapere, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il costume, tutti quegli atteggiamenti, i valori che noi coltiviamo, gli ideali e ogni altra anche competenza e abitudine che l'uomo acquisisce in quanto membro di una società. Concerne quindi sia l'individuo che la società. Viene supposta l'esistenza di una cultura per ogni gruppo etnico oppure per ogni raggruppamento sociale significativo. E l'appartenenza a questi gruppi è connessa alla condivisione di una identità culturale. In antropologia l'insieme di queste norme sociali vengono definite modelli culturali ideali. Dunque la cultura è quel complesso di modelli per e modelli di. In tutte le culture esiste un modello, per esempio, di comportamento, di pulizia, di decoro, di legge, un modello attraverso cui si pensa su un determinato argomento. I modelli di generano modelli per, che diventano modelli guida più pragmatici, che calano il modello di nella realtà. Infatti la cultura non è solo generatrice di modelli mentali, ma è operativa, permette cioè di passare dall'ideale modello all'operatività attraverso una serie di strumenti intellettuali e anche pratici. E agisce la cultura facendo questo per selezione, selezionando tra i modelli che ha al suo interno quello che qui oggi è quello più utile agli scopi di chi lo vuole far funzionare, quindi modelli funzionali al presente. La cultura è dinamica, interagisce con altre culture accettando e provocando cambiamenti, perché è basata sulla comunicazione. La cultura nasce infatti da uno scambio costante, non è immobile nel tempo. Questo provoca continui sconfinamenti tra le culture e la qual cosa è positiva. C'è un rapporto strettissimo tra i processi mentali e il complesso dei valori e dei significati, dei discorsi e delle pratiche, anche degli artefatti attraverso i quali le persone si relazionano tra loro e con il mondo. E questo rapporto strettissimo dipende dalla cultura che hanno. Due appartenenti a due diversi gruppi etnici, per esempio, davanti allo stesso problema, con tutta probabilità offriranno, svilupperanno soluzioni diverse. Simon Moss aveva individuato le ragioni per le quali il popolo sardo si poteva considerare una comunità etnica. Queste ragioni le trovava nella storia, nella posizione geografica particolare della nostra isola,
nella struttura sociale pure particolare, nell'economia, ma ancor più nelle caratteristiche della cultura, della lingua e delle tradizioni. In questi ultimi tre elementi, infatti, individuava il patrimonio ancestrale della comunità sarda. Che fine ha fatto questo patrimonio ancestrale? Storicamente assistiamo ad un'opera di nazionalizzazione e personalizzazione a vantaggio di un nazionalismo colonialistico tendente ad imporre un modello altro, distruggendo il modello precedente. Si è tentato un genocidio, perché badate, genocidio non significa solo l'eliminazione fisica di tutti gli appartenenti ad un popolo, significa l'eliminazione dell'anima di quel popolo, e l'anima della nazione sarda risiede in questi tre elementi: cultura, lingua e tradizione. Ciò nonostante, come ho sentito dire a proposito della manifestazione del 5 febbraio, se non ricordo male, quella dei 50.000, 4? La Sardegna non è un luogo di gente morta, fortunatamente. Evidentemente, con tutto ciò che ha subito, la comunità etnica sarda è ancora viva, segno che ha saputo in parte trasformare le traversie in opportunità. La cultura altra che le è stata imposta ha gravato come un gioco sulla popolazione sarda e l'ha gravata di modelli di generatori a loro volta di modelli per, che però sono sostanzialmente estranei alla cultura ancestrale nostra. Sradicare la nostra cultura per imporre una cultura diversa senza lasciare spazio al riconoscimento, alla previsione di interazioni, di stratificazioni, significa involuzione culturale, crollo di un mondo senza indicarne uno sostitutivo. Una persona che appartiene ad un popolo che subisce questo sradicamento culturale, subendo questa violenza, entrando quindi in un modello culturale che gli è estraneo, perde la fiducia in se stesso. Non si riconosce più come membro di una comunità perché la comunità intorno gli si disgrega e non viene riconosciuta soprattutto dal modello culturale imposto. Si spezzano i legami comunitari che costituivano la sua forza di individuo in quella società. A quel punto preferisce essere comandato, preferisce servire perché è l'unica maniera di azzerare i conflitti. Se il pozzo di pane è assicurato non chiede più nulla, svende i suoi sogni ascoltando solo le ragioni della propria pigrizia e della propria paura. Se perde il pane si dispera, si vede senza risorse. Non siamo ancora a quel punto, fortunatamente, fermiamoci prima. Perché è arrivato a quel punto? Perché la cultura non è un apparato esterno a ciascuno di noi, la cultura è qualcosa di legata all'esperienza individuale. I modelli che ci vengono imposti sono passivizzanti perché non riescono a interagire con la nostra interiorità. Se ci danno l'illusione di un senso, di un significato, di un fine da perseguire, però ci tolgono la ricerca dinamica del miglioramento, ci seducono, ma senza lo stimolo a migliorarci, a trovare strade, a trovare soluzioni. Accettando passivamente e perdendo lo spirito critico, l'uomo perde il suo più affilato strumento per incidere nella realtà. Strumento che gli consentiva di essere regista della sua sorte, trovando soluzioni anche dove apparentemente non ce ne sono. Questo è successo al popolo sardo, non potendo far parte della soluzione, passivizzato dal modello culturale imposto, è diventato parte del problema. Spero di no, ripeto, non mi sembra una terra di gente morta.